Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi ho il piacere di introdurre un esercizio molto utile per aiutarci, lo uso spesso anche io, a rimuovere quelli che sono legami problematici. Purtroppo ci accade spesso di creare connessioni, questo ci capita continuamente, che ci piaccia o meno, di creare connessioni con le persone, i luoghi o le organizzazioni con cui entriamo in contatto e con le quali restiamo coinvolti, o perché condividiamo ideali o perché per qualche ragione abbiamo condiviso un percorso di vita. Sta di fatto che restano quasi sempre dei collegamenti invisibili all'occhio, ma non per questo meno reali, che sono poi quei collegamenti che ci portano a pensare e ripensare ancora a quelle persone o a quei luoghi, quei contesti, perché è come se ci fosse un piccolo cordone ombelicale, in realtà c'è molto di più che poi impareremo a vedere, un piccolo cordone ombelicale che ci collega a queste persone, organizzazioni, esperienze. È chiaro che ehm, spesso sono residui di qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle o, ancora peggio, situazioni che ci fagocitano a nostro malgrado. Ehm, Sembra a volte incredibile o impossibile riuscire a venire fuori da certi meccanismi. Ehm, Veniamo letteralmente risucchiati e vampirizzati e questo ci priva della facoltà non solo di decidere autonomamente, ma anche ci priva di quella forza di allontanarci perché veniamo di nuovo catturati. Questo perché appunto abbiamo dei collegamenti che l'occhio normale non vede, ma che l'occhio chiaroveggente vede. Come possiamo fare per alleggerirci dal peso di questi collegamenti spesso malsani, ma anche per liberarci da quelle che sono a volte vere e proprie dinamiche di predominio e sudditanza. Beh, la tradizione iniziatica ci viene incontro con un bellissimo esercizio eh, che, come sempre, e questo vale per qualsiasi esercizio, la pratica costante eh, ci dona, come dire, quella forza che va crescendo, appunto, maggiormente facciamo l'esercizio e più siamo forti e in grado di ottenere risultati anche immediati. Né più né meno le facoltà mentali e le facoltà paranormali rispetto a quello che è il nostro modo di intendere le facoltà ordinarie di cui l'uomo è dotato, tutto passa per l'esercizio. Più ci esercitiamo e più diventiamo forti. Questo vale per qualsiasi cosa, dal contesto fisico, alla memoria, tutto funziona in questo modo. Dunque, anche in questo caso, più eseguiremo l'esercizio di cui adesso vado a parlarvi e più diventeremo abili nel rimuovere questi legami. Come voi immaginerete già, eh, noi coniughiamo magia e radionica. In questo caso c'è un bellissimo circuito radionico ehm, che è molto utile a rimuovere e tagliare i legami parassitari, che è presente nell'ebook Introduzione alla magia radionica. Pertanto, se vorrete, lo potrete scaricare poi dall'interno dell'ebook, stamparlo e come sempre attivarlo con un vostro testimone, oppure se dovete aiutare qualcuno a voi caro, un testimone di questa persona, che può essere un capello, il nome di questa persona scritto possibilmente con una penna a sfera o una matita con grafite, eh,
meglio ancora nome, cognome, data di nascita, cioè quante più caratteristiche possiamo inserire all'interno di questo foglietto che sarà poi il testimone, proprio per evitare casi di omonimia e di andare, insomma, sparare nell'etere senza una reale destinazione. A questo proposito però un piccolissimo inciso: nel momento in cui noi attiviamo un circuito è chiaro che siamo noi a imprimere una forza psichica che si aggiunge alle onde di forma con cui lavora il circuito. Pertanto è pur vero che anche se scriviamo un nome di una persona che potrebbe condividere questo nome e cognome con altre 10 persone, ma è anche vero che nella nostra mente, nel nostro subconscio, noi sappiamo bene per quale persona lo stiamo attivando. Ma è comunque un passaggio che dovevo comunque dirvi. Per quanto riguarda invece l'esercizio della tradizione iniziatica, è un bellissimo esercizio dove richiamiamo la spada e la torcia. Noi sappiamo che la spada, dal punto di vista esoterico, è il simbolo, diciamo così, dell'elemento aria. La spada che taglia è un po' come la lingua che fende, quando dice riesce a essere, taglia l'aria, riesce a essere incisiva e forte. È l'elemento aria, diciamo rappresentato tra gli strumenti del mago. Non è necessario avere una vera spada, chiaramente, noi la visualizzeremo. Così pure come una torcia, e io per torcia intendo la torcia olimpica, quella appunto come la Statua della Libertà, ecco quella torcia. Dunque eseguiremo l'esercizio in questo modo, proseguiremo così. Intanto, come sempre, è buona norma quando si fanno questi esercizi indursi in uno stato di rilassamento. Perciò eseguiremo qualche profonda respirazione e chiuderemo gli occhi, cercheremo di rilassare le tensioni muscolari. Poi visualizzeremo proprio di avere indosso un fodero con una spada e di sfoderarla, innalzarla al cielo, chiedere, questo sarebbe il passaggio ideale, chiedere a Dio di benedire questa spada contro le aggressioni e il male, affinché voi possiate operarla, cioè utilizzarla in modo positivo, proprio per difendervi, per la vostra difesa. A questo punto immaginiamo di averla sfoderata e impugnarla con la mano destra. Con la sinistra invece reggeremo la torcia. La torcia è la rappresentazione dell'elemento fuoco. Il fuoco, noi sappiamo che oltre a bruciare tutto quello che sono le negatività, serve anche a veicolare verso l'alto, verso i mondi eterici, spirituali, quelle che sono le nostre volontà, ma è anche un modo per creare un nuovo inizio. Perciò noi in questo modo cosa stiamo già portando come elementi magici? L'aria, ricordiamoci che l'aria noi la emettiamo quando articoliamo dei comandi vocali, e così vale anche per come è stato creato il mondo, no? Dio disse è cosa buona, facciamo così, insomma ha dato dei comandi vocali. Noi supponiamo che le vibrazioni sonore emanate da questa intelligenza meravigliosa e superiore abbia dato il via a tutta la creazione. Dunque abbiamo dei simboli potentissimi, l'aria e il fuoco che distrugge il negativo e lo purifica, ci aiuta appunto in questa pratica. A questo punto abbiamo la nostra spada nella mano destra, la torcia nella mano sinistra. Dobbiamo
ovviamente mettere a fuoco la situazione dalla quale noi vogliamo divincolarci. Se è una persona, se è un'organizzazione, qualsiasi cosa sia, dobbiamo vedere che fra noi e questa organizzazione o persona, e lo vedremo, perché quando immagineremo quello che c'è realmente, dobbiamo vedere però che tra noi e questo destinatario o mandante di questi legami malsani esistono come dei fili, tentacoli, corde, legacci, catene. Quello che vedremo sarà quello che simbolicamente per noi avrà veramente un significato. Ecco che vedremo appunto questo collegamento e agiremo così. Con un colpo netto taglieremo uno alla volta ciascuno di questi legami. Dovete avere la certezza assoluta che la vostra spada con un colpo riuscirà perfettamente a recidere questo legame. Dunque con un colpo netto recidiamo un primo tentacolo, un primo cordone, un primo filo, quello che è. Ma non basterà soltanto questo, dovremo intervenire immediatamente con la torcia. Questo perché con una parte, con la spada taglieremo, mentre con la torcia noi bruceremo le estremità che si sono formate a seguito del taglio da una parte e dall'altra così che non si ricongiungano e non si ricostituiscano. E procederemo in questo modo fino a che avremo reciso tutto quello che sono i legami che vediamo nella nostra visualizzazione. Ciascuno vedrà qualcosa di suo, eppure ognuno vedrà qualcosa. E fino a che non avremo visto che tutto è stato reciso, noi continueremo la nostra azione. Quando ci saremo accorti di aver concluso correttamente tutto, e cioè di aver rimosso ogni singolo legame, noi potremo reinfoderare la nostra spada, ringraziare per l'esecuzione di questo lavoro e per esserci liberati, avvolgere idealmente in una sfera la persona, l'organizzazione, quello che noi abbiamo reciso da noi stessi e inviarlo idealmente verso la luce, alla luce divina. In questo modo ringraziamo per l'esperienza che abbiamo avuto, ringraziamo Dio per averci fatto capire qualsiasi cosa abbia voluto farci capire, sarà a noi dedurre le nostre conclusioni e lasceremo andare assolutamente senza un sentimento particolare, cioè dobbiamo essere equilibrati, distaccati, come se vedessimo un oggetto qualsiasi. Inviamo e ringraziamo. In questo modo saremo molto più liberi a livello eterico e dunque di conseguenza su tutti gli altri piani della nostra persona di agire poi in modo fisico, reale, nella vita di tutti i giorni, senza le pastoie che ci inducono a dire sì quando vorremmo dire no e a trovarci nel posto dove non ci sentiamo a nostro agio, ecco. Questo è un esercizio che appunto trovate nell'ebook Introduzione alla magia radionica. In questo ebook ne ho condivisi molti altri che vi suggerisco, vi consiglio di andare a leggere e di applicare perché vi aiutano insomma a risolvere molte cose del quotidiano. Io vi ringrazio intanto per avermi seguito fin qui e vi saluto con affetto, alla prossima. Bacioni da Hildegard.